Allora, con il sindaco, ma anche il presidente dell'ANCI, Mario Conte, stiamo affrontando un tema molto delicato che effettivamente non è di sua competenza, bisogna essere psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, di tutto e di più. Beh, i sindaci sono diventati anche un po' psicologi. Bravissimo, però i sindaci devono essere, sono diventati anche questo, i più giovani che hanno delle reazioni che nemmeno le famiglie, quindi neanche le famiglie sono a conoscenza, reazioni anche molto violente. Formano queste bande che imperversano ovunque, soprattutto in certi luoghi di ritrovo di cui sono a conoscenza solo le forze dell'ordine, adesso con dei programmi molto particolari mirati per riuscire a trovare come si ritrovano, e però devastano, rompono, fanno paura, spaventano, mettono in una situazione di agitazione la cittadinanza. Lei diceva che anche lei è capitato questi episodi, sì, le famiglie? E fanno anche di peggio, aggiungo, sì, a quegli atti vandalici che a volte sono dei veri e propri reati, si autoriprendono col telefonino per diventare dei miti a livello social, è la cosa peggiore che è una cosa devastante, soprattutto che può precludere certe opportunità nel loro futuro, perché ricordo che tutto quello che loro pubblicano rimane archiviato, no, da qualche parte. E non ne sono consapevoli, sembra quasi una cosa non che sono consapevoli. È evidente che è un po' frutto dei tempi che stiamo correndo, perché quella che abbiamo vissuto forse è la prima grande crisi mondiale nell'era dei social network, che è stata una cosa devastante anche per noi sindaci, perché al di là del giudizio costante dei cittadini che in ogni momento possono scrivere che sei un pirla e farlo rendere il fatto che il sindaco è un pirla virale, però poi lì girano anche notizie superficiali, fake news, e girano soprattutto questi video di questi ragazzi che creano a loro stessi un danno enorme. Allora capire cosa c'è alla base di questi comportamenti, ripeto, è difficile, però non è una questione che deve essere gestita né solo dal sindaco né solo dalle forze dell'ordine, perché stiamo parlando di ragazzi di 14, 15, sì, 16 anni, quindi giovanissimi, anche a volte, 13 anni, scuole medie. 13 anni, a volte inconsapevoli del rischio che corrono, a volte inconsapevoli di che stanno finendo nella rete della dipendenza di certe sostanze di cui fanno consumo, perché si parla anche di un ritorno delle droghe per ragazzi giovanissimi. Io ho avuto la fortuna e l'onore di andare in visita a San Patrignano e ci sono ragazzi di 12-13 anni che sono già in cura, e quindi l'appello che faccio: questa è una partita che va gestita da comunità, dove tutti quanti noi ci facciamo un esame di coscienza, a partire dai genitori, perché dicevo prima, quando convochiamo i genitori di questi ragazzi che si sono resi protagonisti di questi gesti, di atti vandalici, perché hanno fatto dei veri e propri danni, hanno danneggiato vetrine, rotto i finestrini delle corriere, piuttosto che rovesciato fioriere, gesti stupidi, inutili, che danneggiano l'immagine di tutti, i genitori rimangono increduli, convinti che il loro figlio certe cose mai e poi mai le avrebbe potute fare. Ecco, allora è evidente che manca il dialogo tra genitori e figli e tra figli e genitori. Le istituzioni devono fare il massimo per creare degli ambienti pronti ad ospitare questi ragazzi, perché una cosa che ho notato è che difficilmente quei ragazzi che vengono pizzicati al sabato pomeriggio nelle famose baby gang, difficilmente sono ragazzi che sono impegnati in sport o cultura. Cioè tutti quei ragazzi che hanno degli obiettivi extrascolastici, sportivi, culturali, quindi c'è l'impegno, hanno comunque meno tempo da perdere in fesserie. E poi vorrei anche dire un'altra cosa: è vero che le città sono state caratterizzate da questi episodi, però è altrettanto vero che sono molti di più i bravi ragazzi, perché dopo non vorrei nemmeno che venissero dipinti tutta quella fascia di adolescenzi in modo negativo. Ci si preoccupa per alcuni, proprio per questi gruppi ristretti, che però fanno del male. Io ho fatto uno studio che a Treviso sono successi anche degli episodi con 100-200 ragazzi, e uno dice è un numero enorme. Poi però tu quando li fermi e vedi che arrivano da tutta la provincia è composta da 900.000 abitanti, e quindi anche in quella fascia sono comunque una minoranza, certamente rumorosa, certamente attira l'attenzione soprattutto dei mass media, però è altrettanto vero che a me piace anche concentrarmi sulla stragrande maggioranza dei ragazzi che invece ottengono risultati sportivi,
culturali, sociali di altissimo livello, fanno tantissimo volontariato, però fanno un po' meno notizie. Allora lavoriamo su quei ragazzi un po' più problematici, perché certe situazioni francamente io non le voglio più vedere nella mia città, come non vorrei vederle nemmeno nelle altre, ma non lo voglio vedere soprattutto per loro, perché devono essere consapevoli che si stanno rovinando il futuro con le loro mani. Allora magari quella che inizialmente poteva essere una ragazzata, se poi diventa un reato, ha anche delle conseguenze molto pesanti. Quando ci sono questi danneggiamenti, questi atti vandalici, comunque questi, perché poi ci sono stati anche atti violenti di bullismo, bisogna ricordarlo giustamente, che c'è stato qualche ragazzino che è rimasto ferito, ha subito. L'amministrazione cosa fa? Chiede i danni? Come si pone Noi siamo da questo punto di vista severissimo, nel senso che non esiste ragazzata nel momento in cui tu comporti un danno di immagine o un danno materiale alla comunità, cioè chi sbaglia paga. Quindi la famiglia deve intervenire. Quindi a questo punto e paga anche in modo salato. Poi c'è anche la denuncia, certamente l'atteggiamento di questi ragazzi anche nel post atto vandalico è importante, perché voglio dire, tutti noi nella vita possiamo sbagliare, ci si può però poi ricredere e chiedere scusa, o si può continuare a fare gli strafottenti. Ecco, troviamo di tutto, no? Nelle nostre comunità, però è giusto che chi paga, chi sbaglia paga, e ognuno si assuma le proprie responsabilità. Detto questo però dobbiamo anche essere consapevoli che sono ragazzi di 13, 14, 15 anni che comunque vanno incanalati nel binario giusto, e quindi serve un lavoro di dialogo, un lavoro di supporto sociale, a volte anche psicologico, a loro e alle famiglie, perché loro sono comunque il futuro delle nostre comunità, e quindi non possiamo pensare di lasciarli andare soltanto perché in questo momento stanno manifestando probabilmente un disagio interiore, certamente nel modo sbagliato. Invece gli adulti, quanto riguarda queste manifestazioni che ci sono nelle varie piazze, di questa insofferenza, intolleranza, non è tanto insubordinazione, è proprio di insofferenza. Sì. Devo dire che certe manifestazioni di adulti sono molto peggiori dei giovani, no? E anche certi concetti che sento espressi da certi adulti fanno preoccupare molto di più. Soprattutto sul web, perché poi le cose che circolano sul web, lì dietro uno pensa di essere nascosto. No? Tutte le minacce che personalmente ho ricevuto, perché lei ha ricevuto anche minacce, e anche quelle dei colleghi sindaci, non credo che arrivino da ragazzi di 13-14 anni, probabilmente da gente adulta e anche molto adulta, e quindi è evidente che c'è un problema che riguarda un po' tutti, e non nascondiamoci dietro un dito. Insomma, questa pandemia ci ha tutti quanti segnati anche un po' da un punto di vista psicologico. C'è chi ha reagito meglio, chi reagisce peggio, chi si fa condizionare dalla superficialità delle notizie, chi ne ha fatto una questione ideologica, perché prima avevamo lo schieramento di coloro che non volevano chiudere le attività, poi c'era lo schieramento di coloro che volevano riaprirle nonostante le restrizioni, poi i Novax, poi i No Green Pass, cioè insomma ogni mese nasceva un gruppo di persone animate anche da dei valori corretti e rispettabili, attenzione, perché molti contrari al vaccino, per esempio io li ho conosciuti, e alla base c'era realmente paura di questo vaccino. Nessuno di noi ha fatto il vaccino a cuor leggero, tutti noi l'abbiamo fatto con qualche preoccupazione, però c'era chi aveva deciso di fidarsi della scienza e delle istituzioni, chi invece era convinto che ci fosse un complotto mondiale, internazionale, una speculazione, i chip e il controllo e Bill Gates, insomma ne abbiamo sentite di tutti i colori. E tuttora, perché adesso scatta la data del famoso 15 febbraio degli over 50 per il mondo del lavoro, no? Esatto. Quindi io credo che questo sia anche un momento, visto che stiamo vivendo secondo me la coda, no, di questa pandemia, di recuperare piano piano anche la pace sociale, perché poi è difficile vivere in una comunità spaccata, è difficile vivere in una comunità dove ognuno punta il dito verso l'altro, è una guerra tra poveri che non ci porta a niente. Io credo che oggi, se coloro che manifestano contro il Green Pass lo possono fare perché il 95-96% delle persone ha deciso di vaccinarsi, e quindi siamo tutti liberi di poter manifestare, siamo tutti liberi di uscire, io credo che ognuno abbia fatto il suo.
qualcuno ha deciso di non fidarsi, però credo che ormai il peggio sia veramente passato, e quindi speriamo, pur mantenendo alta l'attenzione e alta la guardia, io credo che dobbiamo cominciare piano piano a riavvicinare un po' le parti, perché c'è stato un conflitto sociale che ha rovinato famiglie, sì. ha rovinato amicizie, ha Assolutamente rovinato società, ha rovinato un po' di tutto, perché chiunque di noi, quando parliamo, ha un esempio di un amico con il quale ha litigato a causa del Covid o a causa del vaccino. Ecco, l'invito che faccio è quello: cerchiamo di riavvicinare, facciamo pace e superiamo questo conflitto sociale che non fa bene a nessuno. Infatti speriamo, anche se ci vorrà forse un po' di tempo per riuscire a sedimentare le cose. Secondo lei, fine, appunto, restando legati a questo tema, poi passiamo al PNRR, che sono altrettanto importanti, fine dello stato di emergenza con metà marzo circa, cosa sta a significare anche per voi amministratori locali? O vi immaginate che ci possa essere un'ulteriore proroga? Avete sentito di qualcosa? Adesso mi baso ovviamente sui numeri che quotidianamente ci arrivano dagli ospedali, piuttosto che dai punti tamponi, che al momento risultano semideserti, quindi credo che davvero il peggio sia passato. Tutte le persone che oggi entrano in contatto con il virus lo affrontano come una lieve forma di influenzale, quindi è evidente che il virus per fortuna è cambiato, è diventato una sorta di influenza. Questo però non vuol dire che sia finito tutto, vuol dire che siamo ufficialmente entrati nella fase della convivenza, e quindi possiamo cominciare a guardare al futuro con una speranza diversa. Io credo che con la fine dello stato di emergenza possano cominciare a cessare anche tutta una serie di limitazioni, ma credo che il cessare delle limitazioni serva anche per sbloccarci un po' da un punto di vista mentale, perché la paura, il timore, l'incertezza oggi sono sentimenti che rischiano di farci tenere il freno a mano tirato in un momento dove invece dovremo cominciare a correre, a lasciarci andare, ad avere ancora fiducia e parlare ancora di positività, ma non più da un punto di vista legato al virus, ma da un punto di vista di ripresa sociale ed economica del nostro paese. Ripresa economica, queste immazzate che ci arrivano però. E allora le categorie produttive, lei tra l'altro è sindaco di un comune molto produttivo, un territorio che ha subito la grande crisi, l'avete subita tutti, poi c'è stata una grossissima ripresa, le aziende hanno riagganciato dinamiche internazionali, europee, ma ben oltre. Adesso le categorie produttive stanno soffrendo, chiedono anche a lei supporto, aiuto in qualche modo? Siete coinvolti? Sì, noi, insomma, le nostre attività imprenditoriali, artigianali, commerciali, industriali fanno parte di quel tessuto che sostiene anche le municipalità, perché poi è inutile nasconderci, però molte volte le nostre iniziative si basano anche sul supporto anche economico di queste realtà che da sempre si sono dimostrate responsabili e solidali nei confronti della collettività, e quindi sapere che quel mondo oggi sta soffrendo, ma soffre di più per l'incertezza del futuro, non tanto per le condizioni del presente, al netto di questo periodo. Cioè, dura 4 mesi, le aziende riescono a strutturarsi, esatto. Non si sa quanto I nostri duri. imprenditori hanno bisogno di poter programmare le loro attività, perché sono straordinari in questo, lo hanno da sempre dimostrato, ma quando tu gli crei incertezza, loro automaticamente vanno in autotutela e quindi frenano anche la voglia di investire, cosa che in realtà avrebbero tranquillamente la possibilità di fare, però nel dubbio che le cose possono andare peggio sono più prudenti, e quindi io non mi sento di farne una colpa, anzi noi come sindaci del Veneto ci siamo sempre schierati al loro fianco, nel senso che qualora ci sia da sensibilizzare, attivare il governo, lo abbiamo sempre fatto, perché credo che nelle difficoltà un qualcosa di bello qui in Veneto è nata una grande squadra sinergica, e parlo anche di tutte quelle sigle sindacali con le quali noi abbiamo sempre dialogato in modo assolutamente costruttivo, perché forse per la prima volta nella storia abbiamo davvero messo al centro delle nostre battaglie la persona, che significa la comunità veneta,
e sarà perché stiamo vivendo tutti le stesse difficoltà, però credo che abbiamo dato anche dimostrazione che compatti i risultati riusciamo a ottenerli. Una battaglia su tutti è quella della rigenerazione urbana, che ci ha visto tutti totalmente schierati dalla stessa parte. È una questione che è nata proprio da un grido d'allarme lanciato dai comuni, ma che ha visto uno schieramento compatto veneto che ha portato a un risultato importante. Ecco, credo che anche questa ripartenza economica la dobbiamo giocare così, da squadra, senza mettere in campo ideologie, tessere di partito, voglia di maternità e paternità delle iniziative, ma pensare che tutto quello che noi oggi stiamo facendo lo dobbiamo fare per le nostre comunità. Ecco, lei ha accennato già più volte il discorso della rigenerazione urbana, sappiamo di cosa si tratta, però forse non tutti quelli che ci seguono ne hanno contezza piena. Che cos'è la rigenerazione urbana e perché ha fatto parte appunto... Ne parlo tanto perché siamo reduci da una grande vittoria e anche qui devo ringraziare tutti, i parlamentari, e in particolare qui c'è anche stato il Massimo Bitonci che ci ha aiutato tanto, ma il ministro Franco, insomma il ministro D'Incà, il ministro Giorgetti. È stata una partita complicata che ci vedeva all'inizio così, cioè avevamo trovato c'è stato questo bando che si chiama Rigenerazione Urbana che aveva distribuito 3,4 miliardi di euro nei comuni, in tutti i comuni d'Italia. Però a un certo punto, uscita la graduatoria, ci siamo resi conto che i comuni campani avevano preso 490 milioni di euro, i comuni veneti 29. Sì. Quindi ci siamo chiesti ma come mai? In quel bando hanno inserito un indice di vulnerabilità sociale che di fatto ha diviso in due l'Italia, cioè da una parte quelli che stanno un po' meglio da un punto di vista burocratico, però sulle carte, su questa classifica dell'Istat, e quindi i veneti sono stati esclusi mentre tutti gli altri comuni sono stati finanziati. Lì è partita da ANCI Veneto questa sorta di battaglia di equità finanziaria, no? Perché noi non volevamo togliere, anzi non abbiamo mai voluto sottrarre finanze ad altri comuni, ma chiedevamo semplicemente che le nostre comunità avessero le stesse opportunità di quelle campane pugliesi o siciliane, e così è stato. Grazie davvero all'aiuto di tutti siamo riusciti a recuperare 305 milioni di euro, che significa che più di 200 comuni veneti avranno la possibilità di rigenerare le loro periferie. Con questo è bene specificarlo, sono, sì. Ecco. Il famoso PNR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, nasce con dei canali di finanziamento che sono già prestabiliti, quindi non è che il cittadino dice mi serve la pista ciclabile e la facciamo col PNRR, ci sono già dei canali di finanziamento prestabiliti, sotto quei canali escono dei bandi, se il comune ha un'esigenza che corrisponde con quelle caratteristiche a quel bando può partecipare, e ecco che possono nascere delle opportunità importanti. La rigenerazione urbana ne è un esempio, perché a Treviso riqualificheremo un'ex caserma dismessa creando un luogo di aggregazione per i giovani, ristruttureremo le mura storiche della città di Treviso, andremo a realizzare una casa di comunità, una biblioteca, quindi un'aula studio per i ragazzi, quindi sono davvero tante. Quindi avete diversi progetti anche a Treviso, per esempio? Treviso, così come Padova, così come Vicenza, così come Belluno. La rigenerazione urbana significa 20 milioni di euro di investimenti, mentre per i comuni medio-piccoli sono 5 milioni, però capite che sono 305 milioni di euro a livello veneto, che sono certamente una cifra importante che ci consentirà di riqualificare in modo ottimale le nostre periferie. Questo è un bando, ma ne stanno uscendo davvero tantissimi. Ecco, la capacità, la bravura adesso degli amministratori, dei sindaci sta in che cosa? In progettare. Oggi quindi delegare a bravi progettisti, a persone capaci. È cambiata radicalmente la struttura dei comuni, mentre prima dalla necessità nasceva la progettazione, si appaltava e si realizzava l'opera. Oggi è cambiato il paradigma, nel senso che parti dalle fonti di finanziamento e su quella fonte di finanziamento tu devi progettare per poter reperire i soldi, e quindi oggi vince, fra virgolette, chi progetta tanto, cioè tutti quei comuni, e devo dire che in Veneto
da sempre siamo stati bravi, perché i sindaci veneti, tra l'altro ci tengo anche a sottolinearlo, 585 sindaci su 585 sono virtuosi, cioè significa che non hanno mai speso un euro in più di quello che dovevano spendere, e voi mi direte ma è normale, in realtà in altre parti d'Italia è tutt'altro che normale, e devo dire che i sindaci tutti hanno parecchi bei progetti chiusi nel cassetto che oggi possono tirar fuori e trovare anche fonte di finanziamento. Quindi io sono convinto che questa sia davvero un'opportunità importante. Dobbiamo fare molta attenzione perché i tempi imposti dall'Unione Europea sono molto serrati, e con la burocrazia italiana rischiamo invece di far fatica, di far atterrare questi fondi nei nostri territori. E attenzione, perché poi c'è stato il rincaro pazzesco di tutte le materie prime di qualsivoglia sorta e fatta. Infatti non facciamo tempo a gioire per una cosa che subito ci viene in mente un altro problema. Esatto. Però i sindaci sono nati per risolverli i problemi, e quindi sono convinto che sapremo dare dimostrazione di uscirne bene anche questa volta. Allora Presidente e signor Sindaco, la ringrazio di essere stato qui con noi, ci abbiamo fatto una bella panoramica generale, quindi abbiamo cercato di chiarire il più possibile tante perplessità dei cittadini, perché siamo tutti cittadini, poi tutti quanti facciamo capo a un'amministrazione comunale che, come lei diceva giustamente, è la più vicina in assoluto. E allora con questo noi chiudiamo il nostro capitolo, la ringraziamo, la lasciamo andare naturalmente alle sue attività, sarà presissimo. Grazie, se posso aggiungere un ringraziamento, perché ho ringraziato tanto i sindaci, ho ringraziato tanto i cittadini, però vorrei ringraziare anche la categoria dei giornalisti, perché in questa gestione pandemica l'informazione è stata fondamentale, quindi senza il vostro supporto non avremmo potuto arrivare in modo capillare nelle case dei nostri cittadini, e quindi grazie per il grande lavoro di supporto e di informazione corretta che avete fatto. La ringrazio molto. Effettivamente la televisione del territorio locale ha fatto molto più che una televisione nazionale, bisogna darne e soprattutto ci ha aiutato a combattere le fake news che giravano nei social network. Esatto, questa è un'altra. Infatti noi vi portiamo gli esperti, chi vi sta vicino sul territorio, che parlano liberamente, perché non abbiamo concordato niente, neanche una domanda, e quindi voi avete la fonte diretta senza alcun montaggio o alcuna inframmentezza in mezzo. Grazie ancora, buon proseguimento, buona serata, ci vediamo domani.